Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo sempre sul mare. 7 giorni fa eravamo in compagnia dell'autorità di sistema del Mare di Sardegna, Massimo De Ghiana, e oggi siamo nella banchina del Porto Canale con Antonio Musso, che è il numero 1 insieme alla sorella Costanza del gruppo Grendi, ma non solo. Ma ne parleremo nel corso dell'intervista. Mi ha colpito il fatto che, controllando la vostra contabilità degli ultimi 5 anni, nonostante il Covid, siete riusciti a raddoppiare il fatturato, ed è un caso abbastanza clamoroso per le imprese che lavorano nell'isola. Cosa è successo? Ma direi che sicuramente sono numeri positivi, di cui noi siamo molto orgogliosi. È successo che dal 2016, quando siamo riusciti a radicare a Marina di Carrara una base fissa per il servizio marittimo, siamo riusciti a sviluppare lo stesso, che in questi anni è cresciuto in maniera importante, così come è cresciuta in maniera importante l'operazione legata alla distribuzione in Sardegna di prodotti finiti, che siamo riusciti a mettere in campo e a far crescere grazie al nuovo magazzino inaugurato più o meno nel 2013. Ecco, nell'attività della vostra impresa qual è predominante tra gli impegni nel corso dell'anno? La logistica, il gommato o il traffico via nave? Ma noi ci freggiamo di essere un gruppo logistico integrato, quindi copriamo tutti questi... Spieghiamo al telespettatore. Copriamo tutti questi diversi aspetti. Una parte fondamentale è quella del trasporto sia primario che a collettame, che rimane il core business del gruppo e che vede trasportare sino a 1.500.000 quintali nel 2021. Di questa tipologia di trasporto non facciamo solo la Sardegna, ma facciamo anche tutto il sud Italia, dal nord Italia. La parte del trasporto completo invece è dedicata alla Sardegna, e anche questa ha avuto un discreto incremento nell'anno appena concluso, e comunque la terza gamba dell'attività del gruppo è la parte marittimo-portuale, che vede una linea marittima sino all'anno scorso solo sulla Marina di Carrara Cagliari, e dall'anno scorso invece anche con un allargamento al servizio su Olbia, e 3 terminal portuali dedicati al servizio marittimo Marina di Carrara, Olbia e Cagliari, a cui l'anno scorso si è aggiunto un terminal nuovo che vedete alle mie spalle, dedicato invece al trasporto internazionale. Ecco, trasporto internazionale che vi ha visto far nascere una nuova impresa, la Mito. Sì, Mito è un'impresa nata nel 2021 che ha l'obiettivo di gestire un piccolo terminal dedicato al traffico internazionale da e per la Sardegna, che è una cosa che prima veniva gestito dal precedente concessionario CICT, che aveva però come attività principale quella del transshipment. Attualmente noi non ci occupiamo di transshipment se non in alcune situazioni, però invece abbiamo un traffico dedicato, un'attività terminalistica dedicata al traffico internazionale. La scorsa settimana, nella chiacchierata con l'Authority di sistema del Mare di Sardegna, abbiamo parlato di questo progetto che si concretizzerà in giugno, che riguarda l'Agenzia dei lavoratori marittimi.
Sì, è un progetto a cui l'autorità portuale sta lavorando da molto, è un progetto che sicuramente in questo caso specifico del porto di Cagliari è particolarmente utile sia per dare continuità al livello formativo e anche professionale delle persone che lavoravano alla CICT e che per ragioni ovviamente non dipendenti da loro oggi si trovano senza lavoro, sia per permettere uno sviluppo delle altre attività che oggi stanno nascendo, perché l'agenzia è uno strumento molto flessibile e versatile che siamo sicuri possa dare una mano nelle crescite delle attività, tra cui anche la nostra. Voi operate da oltre 190 anni in questo settore e la Sardegna è diventata sempre più importante. La Sardegna è, diciamo, il centro della nostra attività dall'inizio del secolo scorso. Mi sembra che la filiale sia stata aperta nel 1936, poi effettivamente il gruppo si era sviluppato anche con una versione più internazionale, ma dal 1990 abbiamo separato le attività internazionali da quelle nazionali. La Sardegna è diventata sicuramente il baricentro, sicuramente negli ultimi 20 anni anche l'headquarter dell'attività e sicuramente la terra nella quale abbiamo il maggior numero di progetti di crescita e di sviluppo futuro. Voi siete quindi passati, lo abbiamo detto in avvio, da 33,8 milioni di fatturato del 2016 a 68,6. Nel contempo, insieme alla crescita del fatturato, è cresciuto anche il numero dei vostri dipendenti? Sì, certamente, facendo noi servizi le cose sono sempre molto legate. Mi sembra che nel 2016, quando avevamo raggiunto i 34 milioni di fatturato, il personale fosse più o meno un'ottantina di dipendenti diretti. Adesso abbiamo chiuso il 2021 con 127 dipendenti diretti e soprattutto, e ci tengo a dirlo, più o meno 400 altre persone che lavorano dedicate a noi. Non sono dipendenti diretti, ma è un indotto che io definisco dedicato, in quanto sono autisti, personale di cooperativa, personale che si occupa di alcuni interventi di manutenzione sui mezzi, che è dedicato al gruppo Grendi al 100% e quindi, diciamo, è un'occupazione che noi garantiamo in maniera completa. Ingegner Musso, il telespettatore si domanderà: c'è un'impresa come la vostra che ha raddoppiato il fatturato in poco più di 5 anni e in questa banchina, oltre quel cancello, c'è stato il grande problema del porto canale, perché si viaggia bene in campo nazionale e male in campo internazionale in questo porto. Non so se sono una persona, come dire, che può rispondere a questo tipo di cose, sono due attività completamente diverse. Dobbiamo dire che noi questo risultato l'abbiamo ottenuto con 2 anni, il 2020 e il 2021, caratterizzati dalla pandemia, che sicuramente ha in qualche modo messo la logistica al centro di importanti processi di crescita, ma ha anche limitato molti volumi, perché non dimentichiamoci che i diversi lockdown hanno portato a un calo dei consumi, soprattutto in certi settori merceologici, estremamente significativi. Quindi a livello nazionale i numeri non hanno lo stesso incremento che abbiamo avuto noi, e noi leggiamo questo successo con, come dire, essere riusciti a dare un servizio con regolarità e affidabilità sufficienti a convincere la clientela a puntare più su di noi che magari su eventuali competitor. Nel campo internazionale, o meglio nel campo che ha coinvolto la CICT, invece le regole e gli avvenimenti sono completamente diversi. Il mondo del transshipment è un mondo che segue leggi complicate che si giocano a livello internazionale, e sicuramente Cagliari ha subito una congiuntura negativa legata a una serie di fattori che poi appunto non so se posso essere io quello che li analizza, che l'hanno penalizzata. Noi però siamo convinti che continui ad avere una grossa potenzialità, sicuramente oggi per il mercato locale, ma probabilmente un domani di nuovo anche con una funzione
più lanciata verso traffici diversi, non so se sarà di nuovo il transshipment, ma anche traffici non direttamente collegati alla Sardegna. La nostra speranza, la nostra scommessa è di riuscire a far convogliare su Cagliari dei traffici magari indirizzati al Nord Africa, sfruttando la sua vicinanza per quello che è la posizione di Cagliari geografica e ovviamente sfruttando quello che è l'infrastruttura portuale, che oggi rimane un porto con delle ottime caratteristiche sia nautiche che infrastrutturali. Una parte importante che ci tengo a sottolineare anche in questa occasione è che il 2021, oltre ad essere stato un anno che ha visto dei numeri positivi sia da un punto di vista della crescita del fatturato, dei dipendenti e degli investimenti, è stato anche un anno nel quale noi abbiamo deciso di portare avanti una trasformazione importante, che è quella trasformarci in società benefit, ecco, questa è una cosa che è un passaggio non banale. La società benefit è una possibilità che secondo la normativa italiana dal 2016 può essere applicata anche in Italia, è di origine americana, e vuol dire proprio un cambio in quello che sono non solo gli aspetti statutari, ma anche gli aspetti legati agli obiettivi dell'azienda. Le aziende normalmente hanno come unico obiettivo il profitto o se sono ONG, cioè società no profit, eventuali altri scopi. La società benefit unisce questi due fattori, permettendo ovviamente di affiancare a quello che è la ricerca del profitto, che qualunque imprenditore deve anche proprio costituzionalmente cercare di raggiungere, alcuni aspetti che noi riteniamo particolarmente importanti, a cui siamo sempre stati vicini, ma che adesso abbiamo in qualche modo stiamo cercando di certificare. Quindi la trasformazione da un punto di vista statutario è stata fatta, stiamo procedendo verso quella che si chiama una certificazione B Corp, nella quale, con un processo abbastanza complicato, speriamo di arrivare a una certificazione quale società benefit per il raggiungimento di alcuni obiettivi, che nel nostro caso essenzialmente sono la soddisfazione e la felicità delle persone che lavorano con noi, non solo i dipendenti ma anche gli altri stakeholder, quindi fornitori e clienti, l'interdipendenza della catena che ci vede coinvolti, quindi clienti, fornitori ma anche l'ambiente intorno, e la salvaguardia dell'ambiente, che ovviamente rimane per noi, non solo per noi ma per noi in maniera particolarmente importante, una delle cose sulle quali bisogna fare dei cambiamenti. Ed è prevista che una parte dell'eventuale utile d'azienda vada utilizzata per scopi sociali? Sì, non è previsto, ma è uno dei vari punti che ci sono cose che peraltro noi in parte facevamo già, ma che adesso stiamo cercando di rendere più strutturali. Per esempio abbiamo formato un comitato interno all'azienda fatto da dipendenti delle diverse rappresentanze geografiche che abbiamo, che avrà l'onere di vagliare e poi deliberare sui progetti di supporto al territorio che poi l'azienda porterà avanti. Quindi è una cosa che verrà in qualche modo spostata come capacità decisionale dalla direzione a un comitato di dipendenti, proprio per raggiungere una maggior trasparenza, così come una serie di processi e di progetti che stiamo portando avanti. Ne abbiamo nel 2021 chiuso uno importante con l'Istituto Bancario Crédit Agricole per un sistema di finanziamento dei nostri fornitori che possano godere delle nostre condizioni finanziarie senza maggior costi e senza maggior vincoli, semplicemente in funzione delle loro necessità. Come questi ce ne sono molti altri. Il concetto è spendere una parte delle energie, non solo economiche ma anche organizzative, che spesso è la parte più complicata, per portare avanti obiettivi e progetti che non siano solo quelli del profitto aziendale, sicuri che questo possa portare un incremento dell'attività aziendale e probabilmente anche un incremento dei profitti. Grazie ingegner Musso. Adesso andiamo con la linea alla regia
e poi ci occuperemo della novità degli ultimi giorni, la presentazione della Summer 2022 di Ryanair che dà il via alla prossima stagione turistica regionale. Grazie Musso. Grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. 4 nuove rotte con destinazione alla Germania, a Norimberga, Poznan in Polonia, Palma di Maiorca ed il sud della Francia con la città medievale di Carcassonne. 3 aerei con base a Cagliari, il raddoppio dell'offerta di posti con il principale scalo aeroportuale dell'isola per un totale di 38 destinazioni e 170 voli la settimana. Sono i numeri dell'ambizioso progetto presentato nel Business Center dello scalo del capoluogo. Ha fatto gli onori di casa l'assessore regionale del turismo Gianni Chessa.
Ospite d'onore Jason McGuinness, responsabile Europa della compagnia irlandese, che si conferma il primo vettore per i collegamenti da e per la Sardegna. Sardinia and Cagliari are very important to Ryanair. We've been flying to Cagliari since 2007. We opened the base in 2009. Siamo arrivati nel 2006, nel 2009 abbiamo voluto la prima base Ryanair a Cagliari. Sulla Sardegna abbiamo investito molto negli ultimi 10 anni, adesso abbiamo un nuovo aereo che porta 3 le macchine operative su Cagliari con un investimento di $300 milioni. We've been very clear that the way to tackle connectivity to the island is to scrap the municipal tax. It's very clear. We've made Questo a testimonianza della nostra volontà di passare da 1.600.000 passeggeri l'anno a oltre 2 milioni. Sicuramente il test della Summer 2022 è importante. Teniamo conto che nell'ultimo anno 2 compagnie italiane hanno avuto grandi difficoltà e sono andate in bancarotta. Noi siamo qui in un'area di libero mercato, ma dobbiamo fare i conti con nuove tasse di stazionamento decise dal governo dal 1 gennaio. Che dovrebbero essere in vigore fino al 2025 ed è un problema. Noi abbiamo investito $4 miliardi per portare i nostri traffici in Europa da 40 a 60 milioni di passeggeri. Ovviamente la Sardegna fa parte di questo nostro ambizioso programma, ma in questo momento circa il 40% del valore del nostro biglietto viene assorbito dalle tasse aeroportuali che negli altri paesi europei non vengono applicate come accade in Italia. That the municipal tax is scrapped to enable Italian tourism reach its full potential. Renato Branca ha festeggiato i primi 2 anni alla guida della società di gestione dell'aeroporto di Cagliari. Sono stati 2 anni difficili, accompagnati dai problemi della pandemia. Adesso è il momento di voltare pagina? Adesso è decisamente il momento di voltare pagina. Oggi presentiamo appunto il nuovo operativo estivo di Ryanair che con un'ulteriore macchina basata garantirà un numero di voli mai realizzato a Cagliari. Questo chiaramente stiamo riferendoci al 2019 che era stato l'anno record per quanto riguarda il traffico di Cagliari. Bene, il 50% in più di voli del 2019 garantiti da Ryanair. Mi sembra un bigliettino da visita per quest'estate. Ecco, questo 50% in numeri, in passeggeri, che cosa può rappresentare? Allora, sicuramente per quanto riguarda l'operativo estivo parliamo di numeri importantissimi che ci porteranno presumibilmente a superare quelli che furono i passeggeri del 2019. Se poi però lo dovessimo rapportare al totale annuo, è chiaro che i mesi come questi, che stiamo ancora vivendo di grande difficoltà, non ci consentono di tornare da subito ai livelli del 19. Però è sicuramente un biglietto da visita importantissimo che ci permetterà di portarci avanti. È il primo operatore Ryanair in attività su Cagliari? È il primo assolutamente, con questi numeri è decisamente il primo, anche perché come sapete i voli di continuità territoriale anziché aumentare sono diminuiti, quindi decisamente Ryanair su tutti. Per quel che riguarda invece l'esperienza maturata dalla compagnia iberica che ha sostituito nella continuità territoriale all'Italia, che valutazione fa l'amministratore delegato di Sogai? La valutazione è molto positiva perché hanno dimostrato di essere una società assolutamente affidabile che ha ben operato sino ad oggi, ha realizzato anche quelli che erano i desiderata della popolazione sarda relativa a passeggeri barellati piuttosto che bambini non accompagnati, tutte cose che non erano previste nel bando ma che hanno comunque realizzato per poter venire incontro non solo alla regione ma a chi abita all'interno della regione. Secondo lei si confermeranno con il prossimo bando, parteciperanno? Io credo di sì, però non le so dire adesso sinceramente come andrà a finire. Sappiamo che la continuità
non è così non ambita, perché ci sono diverse compagnie aeree che potrebbero essere interessate, soprattutto quest'estate, a fare i voli, però di questo magari ne parleremo quando abbiamo dei dati più precisi. Croneretti, come si presenta la nuova stagione? Beh, direi che per noi il 2022 deve rappresentare assolutamente l'anno della ripartenza. Oggi la conferma arriva in primis da Ryanair, che investe di nuovo sull'aeroporto di Cagliari con un'ulteriore macchina basata, passiamo da 2 a 3, un investimento di 100 ulteriori milioni di euro, che per noi significa una crescita di oltre il 50% rispetto a quello che è stato l'anno record, che per noi è stato il 2019, come ricorderete. Questo cosa vuol dire? Quasi 40 destinazioni per quest'estate, più di 170 frequenze alla settimana, e per la prima volta il numero delle destinazioni internazionali operate da Ryanair supera quello delle nazionali, quindi 20 destinazioni internazionali, 18 nazionali, quindi per noi è una grande gioia. Chi opera nel settore della ricettività sta segnalando un ritorno in forza degli stranieri dopo quasi 3 anni. Assolutamente, ed è il motivo per cui, come dicevo, Ryanair sta investendo proprio su nuovi mercati. Saranno 4 le nuove destinazioni, su Francia, chiaramente Spagna, Germania e anche Polonia, mercati per noi strategici. Questo perché? Perché c'è effettivamente una grossa domanda sempre più crescente dall'estero verso la Sardegna, devo dire grazie anche al fatto che finalmente si è trovata una leva unica per poter muovere passeggeri, turisti, businessmen da un paese all'altro dell'Europa con un'unica norma. Se ricorderete, negli anni scorsi la confusione generata da autorizzazioni, pass, tamponi, quarantene non aveva assolutamente aiutato a far ripartire nel nostro paese il mercato internazionale. Volare come sta funzionando nella continuità territoriale? Diciamo che noi stiamo attendendo il bando definitivo, so che è in Commissione Europea, in approvazione, è quello che partirà ad ottobre. Per ora in questo momento Volotea ha decisamente raggiunto degli standard qualitativi anche su questo prodotto molto elevati, sono state anche eliminate tutte quelle piccole barriere che conoscevamo, quindi il tema ad esempio dei passeggeri barellati piuttosto che, quindi questo è stato risolto, abbiamo dei feedback estremamente positivi e quindi ci auguriamo chiaramente che insomma Volotea possa accompagnarci anche nella prossima parentesi di voli in continuità territoriale, ma come sapete c'è una procedura in corso. Qual è il sogno per il 2022? Di ritornare ad avvicinarci a quei 4 milioni di passeggeri del 2019? Sì, diciamo che noi abbiamo avuto appunto un 2019 con 4 milioni e 700 mila. Nel 20, che è stato l'anno horribilis, ne abbiamo persi 3, abbiamo fatto 1 milione e 7. L'anno scorso abbiamo recuperato 1 milione, che comunque è un recupero che mediamente è andato meglio rispetto al recupero degli altri aeroporti italiani. Quest'anno ci auguriamo, se non di toccare quei 4 milioni e 7, comunque di avvicinarci molto a quel numero, specialmente devo dire nei mesi estivi, che poi sono quelli che fanno da volano per tutta l'economia dell'isola. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie.
Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirs.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. La Setrand, azienda leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E adesso parliamo di un argomento di grande attualità, almeno per quel che riguarda questi ultimi 30 mesi. Parliamo di smart working e prendiamo spunto da un comunicato di Wilcom Sardegna dove si dice è necessario un equilibrio spese e risparmi tra le parti per evitare che il costo del lavoro venga scaricato esclusivamente sui lavoratori. Ne parliamo con il segretario regionale Andrea Angius. Quindi ci sono dei problemi ancora? Un po' sì, nel senso che quello che noi oggi chiamiamo smart working in realtà è un misto tra telelavoro e smart working. Fondamentalmente nasce nel 2020, esplode nel 2020 con l'ingresso della pandemia che ha trovato entrambi impreparati lavoratori e parti datoriali. E quindi questo modello lo si è utilizzato fondamentalmente per evitare il contagio. Non so se vi ricordate all'inizio in qualche azienda in cui non veniva attuato immediatamente lo smart working si è registrato qualche focolaio. Quindi sono una serie di strumenti messi in campo in maniera celere per questo primo obiettivo. Nel 2020 erano circa 8 milioni e mezzo di italiani che lavoravano. E in Sardegna? In Sardegna il numero è ridotto, però in proporzione, visto che comunque c'è un forte impatto di aziende che si legano anche al mondo delle telecomunicazioni, in proporzione comunque il numero è abbastanza alto. La stima vede oggi 5 milioni di italiani che continuano le operazioni smart working, qualcuno già in sede è rientrato, anche perché comunque gli impatti della pandemia sono diversi. Vero è che questa modalità di lavoro è piaciuta sia ai lavoratori ma anche alle aziende, ed è vero che in un momento critico ha dato possibilità alle aziende di mantenere il business. Angius, andiamo per ordine. Certo. Perché è piaciuto ai lavoratori e perché è piaciuto alle aziende? Ovviamente. I lavoratori, abbiamo fatto anche un sondaggio come Wilcom, hanno riscontrato, soprattutto nella prima fase, al di là della novità, la comodità, la flessibilità e in qualche caso anche il risparmio del carburante per recarsi presso le sedi di lavoro, però è un risparmio, diciamo, abbastanza esiguo. Alle aziende piace per motivi che sono prettamente di carattere economico, è forte il risparmio quando parte delle spese della gestione della sede vengono caricate al lavoratore. D'altro canto le aziende preferirebbero avere i lavoratori in sede per questioni che sono più di carattere formativo o organizzativo. Tant'è vero che i progetti che ci sono in piedi ovunque è quello di mantenere entrambe le modalità lavorative, sia quello dello smart working sia quello nella sede, quindi non lavorare totalmente in smart working né totalmente in sede, ma quindi una via di mezzo. Andiamo al momento che fa riferimento a fine dell'estate. Il ministro Brunetta decide che bisogna ritornare tutti al lavoro. Perché poi le aziende hanno deciso che si poteva continuare in questo percorso? Perché questa modalità lavorativa è flessibile per le aziende così come per il lavoratore. Non solo, trovandosi probabilmente anche impreparate ad una gestione della pandemia e avendo visto purtroppo nel periodo storico che anche dopo i periodi estivi la pandemia tende a ripartire, l'organizzazione dello smart working è qualcosa che ha il suo valore, sia in termini di sicurezza in questa fase, sia in termini di gestione più flessibile anche per le aziende nel futuro. Ecco perché già da tempo si parlava di una fase 2, mantenere in piedi questa organizzazione del lavoro anche dopo. Dopo il Covid. E questo accadrà?
Questo sicuramente accadrà. In tante aziende si sono già chiusi accordi che prevedono la quantità di rientri in sede e la quantità del lavoro in smart working. Ci sono sicuramente più di qualche azienda che sta facendo ragionamenti su come mantenere le sedi di lavoro, sapendo che un tempo la compresenza poteva arrivare ad avere un 500 dipendenti e con questa modalità si possono avere delle sedi più snelle, meno costose e così via, più piccole. Quindi c'è tutto un ragionamento dietro per mantenere in piedi in maniera definitiva ma non esclusiva questa modalità di lavoro. Quindi c'è un futuro al di là del Covid, ma abbiamo anche la donna che paga il prezzo più salato di questa novità. Assolutamente sì, la donna paga il prezzo più salato, soprattutto legandosi alla gestione genitoriale. Okay? Abbiamo avuto tantissime difficoltà proprio dal punto di vista della genitorialità in termini più larghi, ma che incide prevalentemente sulle donne anche durante l'attuazione dello smart working e soprattutto durante i periodi di lockdown, perché ci si è trovati in casa a dare una nuova organizzazione del lavoro con i bambini comunque in casa, con la didattica a distanza, con l'organizzazione quindi del lavoro contemporanea alla gestione dei figli, senza escludere inoltre che lo smart working, così come ho detto prima, ha colto tutti impreparati. Oggi tantissime donne, tantissimi lavoratori utilizzano una parte della casa che viene sacrificata e viene attrezzata a studio di lavoro, però non è propriamente uno studio di lavoro e quindi diciamo la gestione diventa più difficile quando subentrano ulteriori persone in casa, quando c'è la gestione dei figli, quando c'è la didattica a distanza e così via. Ed è anche uno dei motivi per cui durante il periodo del lockdown, o comunque tutta l'incidenza del Covid-19, abbiamo avuto un'altissima percentuale di dimissioni che per la maggior parte rappresentano il mondo delle donne. Allo smart working è più sensibile l'azienda pubblica o quella privata? E tutto sta a organizzarsi. Allora, l'azienda pubblica probabilmente segue degli iter un po' diversi. L'azienda privata segue un po' i suoi schemi di organizzazione, nel senso che le aziende che hanno una forte organizzazione, hanno una cultura del lavoro organizzata in un certo modo, non hanno difficoltà a portare avanti uno smart working. Altre aziende in cui invece l'organizzazione probabilmente pecca e va rivista, lo smart working può rappresentare un ostacolo. E questo lo si può riscontrare soprattutto nel mondo dei customer, dove si amplia particolarmente questa differenza. Ci sono customer che riescono a garantire benissimo il business in smart working, altre che hanno più difficoltà e quindi tendenzialmente pressano per il rientro dei lavoratori in sede. Però nella maggior parte dei casi tutti vogliono mantenere in piedi questa modalità di lavoro, in quote probabilmente differenti. Segretario Angius, per lavorare in smart working è necessario avere delle attrezzature informatiche. Le aziende devono fornire questo tipo di mezzo indispensabile per lavorare in smart working? Assolutamente sì, si è raggiunto un accordo con la parte datoriale su questo importantissimo punto di vista. Ed è vero che, soprattutto all'inizio del 2020, le aziende, anche con qualche difficoltà perché non si trovavano PC, non si trovavano attrezzature perché c'è stato il boom degli acquisti, hanno dovuto effettuare questo investimento che comunque è stato in capo alle aziende. Per oggi è regolamentato che deve essere in capo alle aziende, anche se non tutte sono perfettamente in linea in questa direzione. Quindi qualcosa ancora da sistemare da questo punto di vista in qualche azienda c'è. Però è anche vero che molte delle attrezzature, molte degli strumenti che devono essere utilizzati per poter lavorare, durante quella fase sono stati acquistati, investiti da parte del lavoratore e ad oggi sono ancora a carico del lavoratore. Faccio un esempio: c'è chi poteva non avere una DSL perché non era interessato, si è dovuto attrezzare di una DSL con la fibra veloce per poter lavorare, e questo è uno dei tanti esempi. Concludiamo con le ultime righe del vostro appello. È necessaria una regolamentazione immediata che garantisca l'equilibrio tra spese e risparmi nello smart working. Assolutamente sì. Oggi ad incidere particolarmente sono le spese per utilizzare una casa, tra parentesi ufficio, durante tutta la giornata. Mentre prima il lavoratore usciva, si recava in sede per lavorare, la casa rimaneva chiusa, quando tornava insomma veniva rianimata. Oggi fondamentalmente invece il lavoratore tutto il giorno sta in casa,
quindi deve provvedere al riscaldamento, quindi paga l'energia elettrica e così via. Noi sappiamo benissimo, soprattutto in questo periodo, come questo costo sia aumentato. Basta semplicemente aprire un qualsiasi quotidiano per vedere quasi ovunque quanto sia aumentata la componente elettrica. Quindi voi chiedete, auspicate una rimodulazione nello stipendio per le spese sostenute, Diciamo che maggiori spese sostenute per lo smart potrebbero working. essere variabili, perché è vero che attualmente lo stipendio rimane quello del lavoratore e le spese per il lavoratore aumentano, il business aziendale viene comunque garantito. Dobbiamo trovare un equilibrio tra quello che sostiene oggi il lavoratore e le modalità si possono ricercare in diverse forme, però va ricercato un equilibrio, perché se è vero che lo stipendio del lavoratore rimane pressoché identico e le spese per poter lavorare aumentano, allora c'è un forte sbilanciamento. Un risparmio sicuro è quello delle spese del trasporto, del carburante. Sì, ma è l'unico, fondamentalmente è l'unico. Il discorso va fatto in maniera molto più ampia, senza perdere le peculiarità di ogni singola azienda, però in alcune parti, e questo va fatto a livello ovviamente molto più ampio, c'è chi spende pochissimo per il trasporto perché magari utilizza i mezzi, se ha la fortuna di poter utilizzare i mezzi. Quindi effettivamente va fatto un ragionamento concreto, di merito, su quelli che sono per entrambe le parti, spese e risparmi, e cercare di riequilibrare un po' questi aspetti che in quest'ultima fase tendono a essere un po' più squilibrati verso i lavoratori. Grazie davvero Andrea Angius, segretario regionale di Wilcom Sardegna. Adesso andiamo con la linea della regia, dopodiché ci occuperemo di cooperazione e di welfare. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Abbiamo lasciato il tema dello smart working e adesso ci occupiamo di welfare, di solidarietà, e lo facciamo dopo aver acquisito un comunicato di Solidarietà Sardegna, Feder Solidarietà Confcooperative, Lega Coop Sociali. Lo facciamo negli uffici di Confcooperative Sardegna con il presidente Fabio Onnis e partiamo dal vostro comunicato. Un allarme. Il welfare
rischia di chiudere per i costi da Covid. Raccontiamo al telespettatore qual è il problema. Ma sicuramente nel documento che ha elaborato la nostra federazione di settore viene posto un allarme importante. Ormai sono 2 anni che viviamo in una situazione pandemica. Ricordiamo che in Sardegna abbiamo numerose cooperative sociali che operano nel settore della fragilità, quindi nelle strutture protette per anziani, nelle case di riposo, negli interventi scolastici, e necessitano e hanno utilizzato in questi anni e hanno gestito l'emergenza in questi ormai 2 anni erodendo i propri patrimoni netti. Perché? Perché i dispositivi di protezione che vengono utilizzati quotidianamente nell'espletamento delle proprie mansioni, pensiamo a tutti gli operatori che operano nelle strutture protette per anziani, nella fragilità in generale, sono a carico della cooperativa, a carico dell'azienda. Quindi parliamo di un costo che su base annua incide fortemente sui bilanci e sulla stabilità e resilienza della cooperativa stessa. Quindi il rischio è che se non c'è in assenza di un intervento forte da parte delle istituzioni, e qui chiaramente il riferimento primario è sicuramente la Regione Sardegna, per abbattere i costi dei dispositivi di protezione a fronte di una situazione pandemica imprevista, è chiaro che non si può, come dire, far pesare tutto sui bilanci delle cooperative, si rischia davvero di non avere gli strumenti necessari per far fronte ai mesi lavorativi che avverranno. Quindi l'appello è preciso, l'appello è forte, abbiamo necessità di supporti economici per gli acquisti dei dispositivi di protezione che sono stati in questi 2 anni a totale carico delle aziende. Ecco, voi avete mandato una lettera il 23 dicembre all'ATS con addirittura la cifra stimata del costo complessivo che ammonterebbe a circa 10 milioni di euro. Assolutamente sì. Questo fa presente che questi 10 milioni di euro sono stati a carico delle imprese. Ecco, quante sono le imprese che operano in Sardegna nel sistema cooperativo della solidarietà? Allora, noi abbiamo, per quanto riguarda Confcooperative Sardegna, ma evidentemente i numeri si allargano facendo presente anche le altre centrali cooperative, ma qui in Sardegna come Confcooperative abbiamo circa 300 cooperative sociali in tutto il territorio sardo che operano quotidianamente nel terzo settore. Quindi lavorano con case di riposo, con strutture per anziani, con RSA. Quante sono le persone che poi hanno contatto con il sistema? Ma allora, le cooperative sociali, a fronte di circa 30.000 lavoratori, le cooperative sociali oggi del sistema Confcooperative in Sardegna rappresentano circa il 45-50% di questo totale. Quindi parliamo di molte unità lavorative, naturalmente, quotidianamente utilizzano giustamente, non mettiamo assolutamente in discussione l'impalcatura normativa che naturalmente non possiamo che condividere, ma che utilizzano quotidianamente i dispositivi. Sappiamo quanto costa una mascherina prima chirurgica, un dispositivo di protezione, le tute individuali, eccetera. Anche, e aggiungo per concludere questa parentesi, anche laddove le cooperative lavorano in regime di appalto pubblico, la stazione appaltante non ha integrato i costi per i dispositivi di protezione individuali in questi 2 anni. Questo significa che tutte le previsioni di una impresa, la cooperative sociali sono esse stesse imprese, fatte nel pre-Covid, sono state tutte completamente stravolte perché, ripeto, le stazioni appaltanti non hanno assunto i costi dei dispositivi che quindi sono stati a carico di tutte le cooperative sociali che operano in questo sistema. Ecco, vedendo i numeri globali che riguardano l'isola, il totale delle strutture è 450, le persone assistite quotidianamente oltre 10.000. E una curiosità, come si formano gli operatori del vostro sistema? Sì, naturalmente le figure professionali sono differenti e diverse. La figura prevalente è quella dell'OS, che opera all'interno ovviamente delle strutture prevalentemente rivolte alla terza età e non solo, anche nelle RSA, nelle strutture residenziali
per anziani. La formazione dell'OSS segue chiaramente un percorso regionale abilitante con un determinato numero di ore che dà chiaramente questa qualifica. Accanto all'OSS abbiamo ovviamente il personale infermieristico che non lavora solo in ambito sanitario ma lavora anche in ambito sociale, e aggiungiamo tutto il personale di carattere educativo e psicologico che è presente all'interno delle strutture, educatori, pedagogisti, psicologi che naturalmente seguono i già conosciuti percorsi universitari di specializzazione. Noi abbiamo a che fare con una regione molto grande. Fino a che punto il sistema riesce a essere capillare anche nei paesi più piccoli, nelle zone più lontane? Ma noi abbiamo attraversato un momento storico precedente alla pandemia in cui anche paesi, anche nelle aree più vaste della Sardegna, anche nell'entroterra sardo, ma anche nelle varie province, anche i paesi più piccoli avevano e hanno costruito la propria struttura per anziani, casa di riposo. Quindi le strutture rivolte agli anziani sono diffuse capillarmente in maniera significativa su tutto il territorio regionale, proprio perché proveniamo da un periodo storico di forte investimento verso i comuni con la finalità di costruire, forse anche in maniera eccessiva, strutture e case di riposo. Perché dico in maniera eccessiva? Perché si è scelta una politica di capillarità che è positiva a fronte però di spesso di un'assenza di programmazione successiva. Il paese di 1200 abitanti che necessita di una struttura per anziani può e poteva coordinarsi con i paesi vicini per magari garantire un'unica struttura, ma questo è un altro tema. Sicuramente sono diffuse in maniera capillare e la richiesta è sempre pressante, è sempre crescente. Addirittura in alcuni momenti erroneamente sono state attribuite alle strutture per anziani competenze di tipo ospedaliero. Ci sono stati dei passaggi in cui nel periodo più complicato, parliamo del primo lockdown, la Regione quasi ha prodotto, diciamo così, una delega di tipo ospedaliero per strutture per anziani che nascono con finalità diverse, di assistenza alla persona, ma non sono, attenzione, strutture sanitarie. Presidente Onnis, parliamo di come si presenta il vostro mondo, quello della cooperazione, all'alba del 2022, degli altri settori. Si dice, e ne parliamo nel corso di questa puntata, che per il sistema culturale sarà un anno molto importante. È un anno molto, molto importante, il settore culturale è stato quello che... Culturale e turistico, ovviamente. Culturale e turistico, il settore culturale è stato fortemente colpito da questi 2 anni di pandemia, perché chiaramente è ben nota la chiusura, forse più a lungo del dovuto, delle strutture museali, ricettive e quant'altro. Oggi il sistema si sta riprendendo, ha dimostrato di avere una certa resilienza e, seppur nelle difficoltà, guardiamo con fiducia al futuro. Ovviamente siamo alle porte di una programmazione già in ritardo sulla stagione turistica. Abbiamo, insieme a tutte le sigle sindacali datoriali, anche Confcooperative Sardegna ha fatto un appello pressante alla Regione perché programmi in tema di continuità territoriale le rotte aeree per il periodo che vanno dal 1° giugno in poi. È impensabile, oggi siamo a febbraio, che, come dire... Bisogna aspettare maggio per sapere quale sarà il nostro futuro. Maggio è tardi e arriviamo sconfitti nei confronti di chi? Delle altre mete turistiche. Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola che è di per sé un paradiso. È un paradiso attrattivo dal punto di vista turistico perché lo è l'entroterra, lo è la costa, lo è il patrimonio monumentale che andiamo a valorizzare. Ora, chi programma una stagione turistica lo fa tra la fine dell'anno successivo e i primi mesi dell'anno. Come si può programmare una stagione turistica in assenza di una certezza inconfutabile di continuità territoriale aerea? Chi oggi vuole fare un biglietto per il 1° giugno non lo può fare. La scorsa settimana abbiamo avuto ospite il vostro assessore di competenza, Alessandra Zedda, assessore del lavoro, vicepresidente dell'esecutivo regionale, e abbiamo parlato anche del forte investimento che ha fatto la Regione, che ha programmato nella legge finanziaria per quel che riguarda il settore turistico, e in questo ovviamente comprendiamo anche quello che è il discorso museale e della cultura. Parliamo di Destinazione Sardegna.
Destinazione Sardegna è un supporto utile, abbiamo apprezzato questa 138 milioni di investimenti. Questa misura che vuole dare un segnale forte al settore turistico, un segnale forte di ripresa con la consapevolezza, e qui ne prendiamo atto, che questo settore proviene da 2 anni di montagne russe. Quando sembrava che il problema fosse verso una chiave risolutiva, parlo per esempio, nessuno ha dimenticato l'estate del 2020 con i contagi a 0 in Sardegna, quello è stato un momento in cui si è pensato che forse il peggio era passato, il peggio doveva ancora arrivare. E quindi questo forte investimento della Regione Sardegna ha l'obiettivo, attraverso una programmazione condivisa, di mettere nelle migliori condizioni gli operatori del settore, gran parte anche di quello cooperativo che si occupa della stagione turistica, di meglio operare per la stagione che verrà. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il pronto servizio ecologico in caso di emergenze con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Oggi parliamo di sogni che potrebbe fare uno di noi abbastanza maturo. Proviamo a vederne alcuni, mi sono preso degli appunti. Partecipare alla Parigi-Dakar, scalare l'Everest in periodo estivo, traversata dell'oceano in barca a vela, un weekend con Charlize Theron, partecipare nell'isola di Man, e parliamo di motociclismo, al Tourist Trophy, o essere protagonisti a Monte Carlo. Bene, gli ospiti di oggi sono 2 signori sardi che si sono tolti la soddisfazione nei giorni scorsi, a fine gennaio, di partecipare al rally di Monte Carlo. Allarghiamo, ve li presento: Sergio Mibelli alla mia sinistra, Gianfranco Sequi alla mia destra. Partiamo con Mibelli, appassionato di motociclismo, ma io mai mi sarei aspettato che ti presentassi allo storico di Monte Carlo nelle vesti di pilota. Sono nato appassionato di 4 ruote veramente, quindi era la mia passione, seguivo il rally negli anni 60, di fronte a casa mia abitava Gigi Olivari, che è stato un campione sulle sport, ha vinto diverse gare, quindi prima le 4 ruote, non potendo poi fare le gare sulle 4 ruote, mi piacevano anche le moto, ho iniziato a fare le gare in regolarità
sulle moto in fuoristrada. E poi dopo, negli anni, qualche garetta l'ho fatta, gare di regolarità, ho fatto delle 1000 miglia con un mio amico che non c'è più, con Mauro Soggiu, e dopo con Gianfranco è partita l'idea di fare il Monte Carlo. Infatti ero abbastanza preoccupato perché forse neanche lui si aspettava che fosse così duro. Nel corso della nostra chiacchierata vedremo anche delle immagini bellissime della 24esima edizione dello storico Rally di Monte Carlo. Ma non è stata una passeggiata, da dove è iniziata? Allora, è iniziata guardando nel garage della concessionaria di Sergio una macchina, che era il Cooper S 1300, che Sergio ha in riparazione ormai da anni, ed è una macchina storica che ha vinto tanti rally di Monte Carlo. E io ho detto: Sergio, ma perché non ci proviamo? Perché, insomma, per farla breve, volevamo farla col Cooper, però per problemi proprio di riparazioni, di messa a punto, abbiamo dovuto rinunciare a usare quella macchina. E c'era la Escort RS 2000, che è una macchina che ha vinto a Monte Carlo, quindi è una macchina titolata. A quel punto, ad agosto, fine agosto mi pare, abbiamo mandato la richiesta di iscrizione. Premesso che all'Automobile Club di Monaco arrivano centinaia di richieste di iscrizione, noi non eravamo neanche tanto convinti, non avendo palmarès particolarmente ricchi o importante, con gare all'estero, con gare di un certo rilievo. Noi l'abbiamo mandata così, senza neanche tanta convinzione. Improvvisamente, ai primi di novembre, ci è arrivata l'accettazione dell'iscrizione, soprattutto per la macchina, chiaramente, perché noi eravamo, siamo una coppia così di appassionati, quelli che una volta si chiamavano gentleman. E insomma, ai primi di novembre ci arriva l'accettazione dell'iscrizione, perché la macchina era stata ritenuta tecnicamente e storicamente valida per partecipare a questa gara. Allora abbiamo incominciato a preoccuparci veramente. A quel punto bisognava partecipare a una 5 giorni e percorrere 3.000 chilometri, gran parte dei quali nel ghiaccio e nella neve. Tu eri responsabile della guida. Che esperienza avevi di quel percorso? Nessuna, perché su neve e sul ghiaccio io non ho mai guidato. Tant'è vero che ai primi di novembre speravo di farmi un corso sulla neve e sul ghiaccio per imparare un pochettino la tecnica, però lì diciamo che ho portato un po' dalla mia esperienza in moto, perché chiaramente su terreni dove la macchina o la moto non hanno una grossa tenuta, ho guidato un po' la macchina come guidavo le moto, quindi sono andato molto delicato, marce alte, e diciamo che me la sono cavata, anche se poi l'imprevisto era dietro l'angolo, che trovi una lastra di ghiaccio fuori. Ne abbiamo visti diversi che sono finiti nelle scarpate. È stata forse molto dura la prima tappa che abbiamo fatto di notte a Milano, che abbiamo fatto 200 km di nebbia e poi dopo un freddo terribile nella traversata, passare da Briançon, voglio dire, siamo arrivati alle 3:30 del mattino a Gap, abbiamo dormito 2 ore vestiti perché c'era un freddo, abbiamo preso freddo, la macchina non scaldava dal freddo che c'era.
quello è stato forse il giorno più duro. Poi dopo chiaramente ci abbiamo preso un po' la mano. Partecipavano in 260, siete arrivati 113esimi, soddisfatti, ma chi erano i protagonisti e chi sono i protagonisti dello storico rally di Monte Carlo? Beh, sicuramente sono ex professionisti dell'automobilismo e soprattutto dei rally, che conoscono prima di tutto molto bene il percorso. Emozionante. Un rendez-vous incontournable. Fantastique. L'historique c'est génial. La storia dei rally e della passione. Magnificent. Partage, passion, amitié. Fantastique. C'est long, c'est usant, mais il faut aller au bout et il faut pas commettre de fautes. Donc pour moi c'est résistance le mot-clé. Monte Carlo Historique è come stare in un film. Le mythe. Absolutely thrilling. It's life, it's history. It's a tradition. Emotional. E diciamo che i primi 100 o i primi 80 è tutta gente che ha passato l'autunno, quindi i primi mesi di settembre e ottobre, andando ogni weekend a provare il percorso, perché il percorso era già noto. Noi invece purtroppo da isolani non avevamo questa possibilità, sia per motivazioni di carattere economico, perché questo è un hobby sostanzialmente, ma anche per problemi di lavoro, di tempo, perché ogni trasferta chiaramente con la macchina deve andare con la nave in ogni caso, e quindi non conoscevamo il percorso, se non visto attraverso qualche filmato o studiato utilizzando Google Maps o qualche strumento elettronico che ci metteva in condizioni di avere una vaga idea, ma sicuramente non eravamo coscienti e non sapevamo quali sarebbero state le condizioni meteo che avremmo trovato. Tutti parlavano di neve, quindi c'era la preoccupazione, come diceva prima Sergio, di un fondo su cui uno non è abituato. Noi da sardi siamo poco abituati a guidare sulla neve, sullo sterrato sì. Quindi c'era il problema delle gomme, nuovi pneumatici che dovevamo usare, che non avevamo mai usato, quindi come si comportava la macchina con queste nuove coperture. Quindi tutta una serie di problemi, di incertezze, diciamo, che forse con un po' di incoscienza. Non avevo mai guidato con le gomme chiodate, ci siamo veramente commossi. Cosa cambia? Raccontalo a tutti noi che siamo pochi esperti della materia. Lì devi avere, prima di tutto, noi avevamo 3 tipi di gomme, delle gomme termiche chiaramente date dal tempo che potevi trovare pioggia, un po' di nevischia, poi avevamo una media che era chiodata all'interno e all'esterno aveva una parte in carbonio, e poi avevamo una gomma full. E sulla neve e sul ghiaccio il problema è che devi guidare con molta delicatezza e anche in frenata. Cioè io personalmente guido molto con le marce alte, quindi il rischio, sono più veloce, la macchina si intraversa di meno, però c'è il fatto che quando devi uscire dalle curve bisogna di potenza. Se sei veloce la macchina ti parte, sei un pochettino nei guai. Comunque ci è andata bene, la macchina è molto, in certi tratti è molto sovrasterzante. L'importante è che non vada via con l'anteriore.
Chi è che vi garantiva l'assistenza? Allora, noi siamo stati, diciamo, per una serie di combinazioni. Quando abbiamo fatto il Costa Smeralda, siamo entrati in contatto con un gruppo di piloti appassionati, gente che ha, diciamo, un curriculum anche di gare importante, che come ha saputo che ci eravamo iscritti al Monte Carlo, ci ha proposto di entrare a far parte del team della Grifone, che è una scuderia storica italiana che ha partecipato forse alle più importanti gare su strada, rally, in circuito, e ha avuto sempre un parco piloti importante, gente con esperienza. Insomma, per farla breve, ci ha proposto, diciamo, di entrare nel loro team, e abbiamo potuto usufruire dell'assistenza di questa scuderia, con un furgone con 2 meccanici e poi anche, diciamo, un camper che forniva generi di conforto nelle varie tappe. Senza questa assistenza penso che avremmo avuto grossi problemi, perché non eravamo in grado neanche di programmarla, perché un'assistenza per una gara così lunga va programmata da gente che ha già fatto questa gara e conosce tutte le problematiche relative ai punti critici su cui intervenire sulla macchina e fornire, diciamo, un supporto tecnico importante. Soltanto il cambio gomme, ecco. Avere un crick idraulico che ci metteva in condizioni di cambiare le gomme abbastanza rapidamente. Sei un uomo Ford da oltre 30 anni, come l'hanno presa alla Casamata? No, veramente, il Presidente mi ha scritto un bellissimo post sul sito di Ford Italia e ci hanno supportato anche loro dal punto di vista psicologico, perché ci seguivano anche loro, siamo rimasti anche in contatto con Fabrizio, sono stati molto carini. Più, voglio dire, qualche amico concessionario, partner Ford in Italia, che lo stesso sapeva, che mi hanno scritto, mi ha detto sei un mito, sei stato bravissimo, anche perché la cultura dell'auto, in effetti, del, diciamo, vecchio stampo Ford, sono tutti ragazzi, adesso la maggior parte sono tutte le generazioni che sono subentrate, diciamo, io mi trovo nella fase di mezzo e sono tutti ragazzi che non hanno vissuto il periodo degli anni 60-70 che ho vissuto io.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nelle ultime settimane abbiamo parlato soprattutto di turismo e lo abbiamo fatto con il presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca, lo abbiamo fatto con due esponenti del Consiglio di Confindustria Turismo, Mario Cioffi e Davide Collu. Oggi siamo insieme all'assessore del turismo Gianni Chessa. I presupposti sono buoni. E l'unico problema che hanno riscontrato tutti è che dobbiamo arrivare in Sardegna. Beh sì, indubbiamente in Sardegna ci si arriva in aereo o in nave. Le nostre difficoltà sui trasporti sono storiche da sempre, la battaglia sulla nostra continuità è una battaglia che fanno tutte le classi dirigenti, tutte le classi politiche. Però non bisogna continuare a piangersi addosso, bisogna cercare di far andare le cose come sta cercando di fare il collega. Sono bandi europei, siamo comunque regolamentati da queste leggi europee che a noi certamente non ci aiutano. Il vero problema è che il turismo ha bisogno di programmazione per poter dare veramente i veri risultati. A volte viene meno perché siamo sempre in attesa di cosa dicono questi bandi. Certo, ci sono delle difficoltà, non lo nascondo, è che ci salviamo sempre per questa bellissima isola, questo bellissimo mare. L'80%, lo dico sempre, lo ripeterò, per il momento viene per il mare e per le coste, ed estate non ce n'è per nessuno. Anche quest'anno sarà una bellissima annata, stanno ritornando gli stranieri, finalmente la pandemia dovrebbe lasciarci un po' più liberi, ci sarà un buon flusso di turisti. Gli italiani continuano a venire in Sardegna come sono venuti in questi ultimi 2 anni con la pandemia dichiarata, però servono certezze, questo è un problema, è vero. Avete studiato nel corso del 2021, ma anche all'inizio del 2022, 3 percorsi per avere un turismo in Sardegna al di là dell'estate. Il primo riguarda Sardegna Isola dello Sport, il secondo riguarda le tradizioni, la cultura e la storia della Sardegna, e il terzo i pellegrinaggi religiosi. Sì,
sono 3 forme di offerta turistica che uno non esclude l'altra, hanno dato grandi risultati. Io sto puntando su tutte le forme di turismo, anche quello congressuale, sto mettendo in piedi veramente, adesso vediamo dopo la finanziaria, un bando specifico per portare il turismo congressuale di qualità, portare gente da fuori. Noi dobbiamo cercare di fare tutto lo sforzo possibile, anche economico, nel far venire più gente possibile in modo tale che conoscano la Sardegna e poi ritornino da turisti. Il turismo enogastronomico. Per ora abbiamo lanciato questi 3 cartelloni, annuncio anche qui, stiamo avviando per la prima volta sul turismo archeologico la fiera dell'archeologia a Cagliari, la faremo al Bastione, ci stiamo organizzando con la Fondazione Montebrama, questo sarà un evento, sarà l'evento anche dell'anno, faremo venire giornalisti da tutto il mondo, ma soprattutto una volta per tutte lanceremo questa grande storia e questa bellissima isola megalitica in cui in questo momento siamo a Salonico, l'unici inauguriamo a Salonico questo percorso Sardegna-Isola megalitica. Eravamo a Berlino e poi eravamo all'Ermitaggio a San Pietroburgo e adesso l'11 di questo mese siamo lì e poi chiudiamo a Napoli. E a maggio però facciamo questa fiera archeologica. Ecco, il turismo archeologico, metterci al centro del mondo per poi portare il mondo in Sardegna. Per l'inizio di aprile ha programmato un tour che riguarda il nord estremo dell'Europa. Sì, sto cercando di catturare, proprio come diceva prima, noi dobbiamo fare degli sforzi per destagionalizzare, allungare la stagione. Ecco, ad aprile la fiera che farò a Riga è una fiera particolare perché andiamo a catturare quel turismo dell'area del Baltico, quindi del nord Europa, nord-est. È un turismo che viaggia fuori dai mesi luglio e agosto, quindi a noi ci serve proprio allungare la stagione. Stiamo creando degli incontri con operatori turistici e con compagnie aeree del posto, insomma, quindi abbiamo imbastito un lavoro che darà i suoi risultati, abbiamo bisogno di tutti. 3 anni di lavoro alla guida dell'assessorato al turismo, che cosa ricorda con maggiore favore? La pandemia, che purtroppo, ahimè, non ha certo dato una possibilità alla politica di governo di fare tutto quello che si poteva fare. Però io non mi sono buttato giù. Io ricordo il lavoro, lo sforzo che abbiamo fatto tutti i giorni. Io non sono mancato un solo giorno al lavoro, quindi ho avuto questa fortuna e con gli uffici e con tanti altri soggetti che hanno aiutato la Sardegna e l'assessorato abbiamo ottenuto questi 2 anni di risultati e come vedete anche dai dati censiti da poco, la Sardegna in questi ultimi 2 anni, 2020 e 2021, è la regione in Italia che ha catturato il maggior numero di turisti e ha avuto anche la maggior crescita in proporzione, insomma, come crescita economica. Quindi grazie anche all'assessorato al turismo che hanno citato e quindi sono contento del lavoro che ho svolto. Certo, si può fare sempre di più, si poteva fare di più. Nella puntata della scorsa settimana la sua collega Alessandra Zedda, assessora del lavoro ma anche vicepresidente dell'esecutivo regionale, ci ha presentato Destinazione Sardegna, che ha come obiettivo fondamentale il mondo del turismo. Ma Destinazione Sardegna non è un'aggiunta a quello che sto io facendo, è un progetto di finanziamento economico per formare, soprattutto perché qui serve fare formazione in questo momento più che mai, ma in modo veloce, tanto è vero che proprio lunedì abbiamo un incontro con Alessandra, con tutti gli operatori delle strutture ricettive della Sardegna, proprio per accelerare per la ricerca del personale qualificato, quindi mettere soldi a disposizione degli operatori turistici, quindi dei titolari anche dei resort, hotel, e dare la possibilità con incentivi dati dalla Regione a favore della formazione. Abbiamo più che mai bisogno di formazione, come vedete è una delle cose che è venuta a mancare in questi 2 anni per una serie di motivi, insomma anche la manodopera, soprattutto quella specializzata. Il turista ha bisogno di servizi di qualità, è esigente e noi dobbiamo saperli offrire per non farli poi scappare da altre parti, dare certezze anche al turista con la qualità dei servizi. Assessore Chessa, stanno per partire i titoli di coda, un'ultima curiosità, il sogno è quello di aprire con le strutture ricettive già dalla vigilia di Pasqua? Sì, se i dati confermano insomma, quello che sta avvenendo, che finalmente la pandemia dovrebbe un po' mollare e da metà marzo dovremmo riuscire insomma, veramente a essere più liberi,
è un obiettivo che si può raggiungere. C'è molta richiesta per la destinazione Sardegna, come ho detto prima, ritornano gli stranieri, ritornano gli italiani, Pasqua si può ripartire e metterci alle spalle questi 2 anni veramente di pandemia mondiale, di crisi mondiale che ha messo in ginocchio a dura prova tutta l'economia sarda. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.